4 anni fa il prezzo del latte continuava a calare, scendere e non si sapeva come fare, perché logicamente noi avevamo i figli che finivano le scuole e cosa le proponevamo? O a uscire dall'azienda e trovarsi un lavoro per conto proprio, oppure restare qui, aprire qualcosa di nostro, diversificare. La decisione abbiamo preso tutti in famiglia di provare questa nuova esperienza, di buttarci in questo nuovo campo, una nuova avventura. È stata dura perché insomma siamo partiti da nessuna esperienza, vero? Perché io casalinga, mio marito era agricoltore, i ragazzi studenti. Per fare le cose buone serve i prodotti, ma serve anche la passione. Serve la passione, l'amore che deve metterci in qualsiasi cosa che fai, cominciando dalla mattina quando ti svegli. Mio marito si alza tutte le mattine, 365 giorni, insieme a suo figlio. Alle 5:30 sono già al lavoro. Domenica, festa, Pasqua, Natale, sempre. Devono scendere, accudire le mucche. Più li vuoi bene, più ti ricompensano anche loro. Il latte che produciamo, i nostri prodotti, viene una parte trasformato o in formaggi, yogurt, latte pastorizzato oppure in gelato. Quello che assaggiano la gente è quello che metti dentro te, perché puoi dare qualsiasi cosa, ma se non lo fai con passione e amore, e noi ci teniamo che sia così.